Bentrovati, 21esima puntata di A Tutto Campo. Questa sera noi iniziamo la trasmissione dicendo subito una cosa molto importante. È vero che l'Agragas sta andando non male ma malissimo. È vero che cerchiamo di metterci in contatto direttamente con i dirigenti e purtroppo nessuno ci risponde. Magari qualche volta noi siamo stati anche accusati di essere buonisti, però guardate, non è un difetto, è una virtù. Secondo me, anche perché il calcio si decide sempre alla fine del campionato, quando potrebbero succedere tante di quelle cose che poi magari uno resta così in aria e dice per esempio ma il calcio è veramente questo? Il calcio è veramente questo. Io rimango sempre che qualcosa si possa anche che si possa aggiustare. E ci rivolgiamo spassionatamente, direttamente ai dirigenti per dire noi ci crediamo che si può fare ancora qualche cosa, cercate voi di risolvere un po' la situazione e vedere un po' che cosa può nascere magari dalle prossime settimane. Io stasera mi avvalgo della presenza di alcuni amici come Giovanni Sorce, buonasera. Buonasera. Alessandro De Caro. Buonasera. Abbiamo Salvatore Bottone, abbiamo Tonino Cusumano, Buonasera. Rosaria Collura e Alice Mirasola e Christian Maier per la Fortitudo. Buonasera a tutti. Chiaramente non tutto è andato negativo questa domenica perché si sono registrati dei risultati abbastanza positivi, a partire per esempio dal basket, che ha vinto una partita molto difficile e complicata con lo Scafati. C'è il ritorno in vetta alla classifica finalmente della SEAP Aragona, che ha vinto lo scontro diretto con il Terrasini, quindi è stato anche una vendetta nei confronti della squadra palermitana perché in andata aveva perso 3-2. E poi abbiamo anche delle piccole soddisfazioni, che poi io dico che sono grandi soddisfazioni quando si parla di giovanile, con Giovanni Sorce, perché almeno questo funziona e funziona abbastanza bene le giovanili. Ci sono due squadre giovanissime sperimentali, allievi sperimentali, che stanno andando alla grande, per non parlare poi delle squadre un po' più adulte, che la Beretti, sono gli allievi e anche i giovanissimi. Sono tutti ragazzi che si stanno impegnando, grazie anche alla capacità tecnica di coloro i quali seguono questi ragazzi. Giovanni. Sì, sicuramente si sta facendo un buon lavoro, credo, sul settore giovanile, nonostante le difficoltà che tutti conosciamo riguardanti le strutture in primis, però nonostante questo, ripeto, l'entusiasmo dei ragazzi, dello staff, degli allenatori, dei tecnici stanno facendo sì che insomma si sta facendo un'annata molto positiva, ripeto, non solo dal punto di vista dei risultati ma anche dal punto di vista della crescita di ogni ragazzo. Ma poi vedo che diversi ragazzi sono stati ceduti per farsi così le ossa anche in altre squadre. Sì, qualcuno, vedi, il rotulo è stato per esempio dato in Serie D alla Sanremese per magari avere un po' più di spazio. Qualcun altro come Tripoli invece è stato dato al Crotone, che è una società di Serie A, per ripeto, magari dare una possibilità importante al ragazzo, perché è un ragazzo che ha delle qualità, aveva già esordito in prima squadra, aveva fatto diverse presenze e quindi ripeto, questo testimonia quello che c'è sotto, diciamo. E stiamo parlando di ragazzi nostri. Sì, ragazzi, insomma, di patrimonio della società, e ripeto, oltre a loro ci sono tanti altri ragazzi che hanno delle buone qualità e sono già insomma sotto, sono stati già segnalati da qualche società più importante e vengono seguiti nel loro percorso. Alessandro, anche tu hai avuto sempre il pallino per le giovanili. Sì, io punto molto sui giovani, perché i giovani sono il futuro della società, senza la quale non puoi andare avanti, a meno che non hai gli Emirati Arabi, dove hai miliardi da spendere, miliardi di euro da spendere, quindi compri giocatori del calibro di Dybala, di Higuain e puoi fare i campionati che vuoi. Quindi è importante invece
mettere i soldini sul settore giovanile, farli stare bene, cercare di fare un gruppo di gente, di tecnici che vanno in tutta la Sicilia, in Calabria, a prendere questi ragazzi e farli crescere nel settore giovanile e per poi formarli sotto l'aspetto umano, tecnico e poi diventare calciatori, che è l'ultima fase. Ma non solo per l'Agragas, ma per le squadre. Certo, anche a livello nazionale, perché la nazionale sta andando male anche per questo motivo. Cioè, non riusciamo a trovare dei validi sostituti dei Baggio e di tanti altri campioni. Sì, che si sono... perché anche nelle giovanili purtroppo c'è anche la realtà dove militano parecchi stranieri e quindi anche questo poi nuoce alla prima squadra. Per carità, qui non facciamo discorsi assolutamente di razzismo, no, però poi quando devi allestire una formazione, una nazionale, chiaramente paghi queste cose. Nelle prime squadre sappiamo ormai ci sono squadre interamente di stranieri e quindi la nazionale poi paga la mancanza perché le società per le difficoltà del campionato, per fare il risultato, preferiscono magari fare giocare nella gara importante il calciatore affermato, vecchio tra virgolette, più che lanciare il giovane e quindi poi questo poi alla lunga fa sì che c'è questo tappo e questa difficoltà. Mentre vediamo magari in campionati stranieri, altrove, che molte squadre, molte società puntano sui giovani, perché come diceva Alessandro, come diceva giustamente Giovanni, il futuro delle società è lì. Perché non si può sempre attingere, tranne che non si hanno grandissime capitali e noi sappiamo la realtà nostra, ma la realtà di tantissime squadre della C, per non parlare della B, tutte navigano in brutte acque da un punto di vista economico. Se non fosse per i diritti televisivi quasi tutte le società, tranne 1, 2, 3, crollerebbero e sparirebbero dal panorama calcistico. Quindi, una volta le squadre locali chiamavano stranieri chi veniva da fuori paese. Sì, appunto. Questo è un fatto, io lo ricordo. Sì, certo, ora invece no, purtroppo dico, paghiamo questa difficoltà, c'è un calcio giocato da questo punto di vista. Tutti questi diritti televisivi fanno sì che ci sia questo spreco di denaro verso i grandi giocatori, non valorizzando quelle che sono le giovanili, quelle che potrebbero dare risorse invece immediate o se non alla prima squadra ma in un gioco di compravendita fare sopravvivere la società di appartenenza, questo è importante. Tito Cusumano, anche lui è un cultore delle giovanili, ha seguito sempre dei campioncini, li ha visti anche crescere e qualcuno magari ha fatto anche un po' di strada in altre squadre, le squadre di promozione, di eccellenza, no? Sì, abbiamo cercato sempre di poter magari far giocare i ragazzi che escono dal settore giovanile nelle squadre della provincia di Agrigento, anche se devo dire che ho riscontrato negli ultimi anni, allenando dai più piccoli fino ad arrivare agli allievi e anche qualche ragazzo che va a giocare nella Juniores, che il calcio è diventato uno sport secondario, mentre prima era la prima cosa in assoluto. Ora adesso ci sono tanti altri svaghi che io dico che fanno solamente del danno ai ragazzi, perché si allontanano da uno sport sicuramente che prima raccoglieva tanti ragazzi per strada e li faceva giocare. Forse manca un po' anche la cultura dell'andare a giocare per le strade e di divertirsi. Anche per questo tutto poi va a discapito del calcio quello vero, perché mentre Roberto Baggio, come dicevi tu, usciva dall'oratorio ed andava a giocare a Vicenza, poi a Firenze, poi andava a giocare nella Juve ed era un grandissimo ragazzo, come Schillaci, come tanti altri, come altri campioni. Altri campioni che negli anni 80 e 90, come il mister che è arrivato a giocare, il mister Sorce è stato tra l'altro un giocatore professionista, giocando nei campetti del Villaggio Mosè, a Favara, ad Agrigento, quindi poi non è che prima c'era della scuola calcio, scuole calcio praticamente non ce n'erano, però è riuscito con le sue doti perché aveva la voglia di andare ad emergere, andare a finire in palcoscenici importanti. Quindi cerchiamo di invogliare i ragazzi a fare calcio e di inculcare la mentalità calcistica che manca secondo me, perché adesso il calcio è diventata, secondo me è diventato non un obiettivo di vita come lo è stato per tanti. Adesso il calcio è perché il papà lo spinge, perché mamma lo spinge
a buttarlo fuori da casa perché fa quella ora, quelle 2 ore alla PlayStation, e quindi dico che manca questo in Italia, manca prendere i ragazzi e farli avvicinare nuovamente al calcio quello vero, quello di una volta. Quando seguivamo le partite tutto il calcio minuto per minuto c'è una famosa frase, ecco questo tu mi puoi dare anche conferma, tira sorci e para chi? Gatta, il portiere del Pescara. Questa è una frase storica. Quando tu hai giocato proprio contro il Pescara, tira sorci e para Gatta. E allora parliamo di SEAP Aragona. Alice, ecco, ho centrato. Allora Alice, una bella vittoria con il Terrasini, avete vinto alla grande e avete vinto anche con gli interessi. Abbiamo vinto, sì, abbiamo vinto bene, abbiamo vinto 3-1, quindi abbiamo conquistato l'intera posta in palio, i 3 punti, ed era questo l'obiettivo della gara, perché abbiamo ribaltato un po' quello che era successo all'andata, gara in cui abbiamo perso 3-2 in casa proprio del Terrasini. A onor del vero alla squadra ospite, al Terrasini, mancava una punta di diamante, il capitano Alessia Incognito, a cui vanno i nostri auguri di pronta guarigione per un brutto infortunio rimediato in settimana. Noi peraltro non eravamo neanche a conoscenza, però è stata una partita molto combattuta, a cui noi eravamo preparate e concentrate, quindi proprio per il desiderio di effettuare quel tanto agognato sorpasso, insomma, che ci ha permesso di raggiungere la vetta della classifica e di staccare le nostre avversarie, proprio il Terrasini, di 2 punti. Sicuramente. La moglie di Vicente è sempre con voi? Sì, Jacqueline è rimasta con noi. Sì. Nino Di Giacomo è stato capace di fare dividere la coppia? Allora. È stato caparbio, era necessario, perché gli obiettivi di questa stagione sono appunto quelli di ottenere il massimo, sia in termini di coppa, per cui ancora siamo in corsa alle Final Four, quindi le 4 migliori squadre della Sicilia, e quindi il campionato anche, per cui da adesso siamo alla capolista, quindi è necessario tenere una forza come Jacqueline, perché veramente, oltre che una bravissima ragazza dal punto di vista caratteriale, è anche un'ottima giocatrice. Sì. Chiaramente, allora, voi siete innanzitutto aragonesi, puro sangue, voi siete cresciute proprio... Noi siamo aragonesi, siamo cresciuti nel settore giovanile dell'Aragona, abbiamo fatto tutta la trafila partendo dal mini volley, dall'under 13, 14, 18, la prima divisione, poi la Serie D, finché abbiamo ottenuto la promozione in Serie C. Ed è da 4-5 anni che disputiamo il campionato di Serie C. Ogni anno ci è mancato sempre forse quel pizzico di esperienza in più per fare il salto di categoria. Penso che quest'anno, con la campagna acquisti che ha fatto il presidente, possiamo toglierci delle belle soddisfazioni e sicuramente. Sì. So che ci sono delle grosse ambizioni. Sì, proprio l'obiettivo è chiarissimo dal primo giorno di ritiro, è quello della promozione in Serie B2. Maier, intanto, a parte questa vittoria molto bella nello Scafati, mi sembra che il vostro obiettivo è in linea. Sì, è in linea, l'avevamo smarrito nel mese di gennaio, il fatidico mese di gennaio, però siamo perfettamente in linea. C'è un gruppone di squadre, siamo tutte lì vicino, a 2 punti, insomma, speriamo di mantenere questo cammino. Adesso stiamo abbastanza bene in salute, anche se abbiamo avuto l'infortunio di Zugno, che si è dovuto operare al ginocchio, al menisco, che ce l'ha rotto già da qualche mese. Speravamo che potesse finire la stagione, però non è stato possibile. Abbiamo un altro infortunio di Zilli in settimana da gestire e vedere, e quindi insomma siamo un po' acciaccati, però sostanzialmente la forma di quelli che sono rimasti è buona. Ci vuoi raccontare questo vantaggio di 20 punti? Cioè, sa dell'incredibile, cioè, o si sono persi per strada gli avversari, o la fortitude improvvisamente è diventata... No, è facilmente spiegabile. Noi abbiamo fatto 4-5 tiri da 3 punti, che abbiamo preso un grosso vantaggio in pochi minuti,
Poi loro piano piano hanno avuto 2 tempi per recuperare lo svantaggio. Parliamo comunque di una squadra che è seconda in classifica, la Scafati, Infatti. quindi sta facendo un ottimo campionato, ha molti giocatori esperti, insomma era abbastanza fisiologico che succedesse. Erano a completo loro. No, mancava un americano. Mancava l'americano, però noi insomma eravamo anche senza Zilli e Zugno, insomma, cioè, possiamo anche pareggiarla la cosa, voglio dire, quindi niente. Sono contento perché la squadra non è facile reagire con dei giovani nei momenti importanti, invece i giovani sono stati determinanti come Lovisotto e Ambrosini nel momento cruciale della partita, assieme al Marco che è stato veramente il capitano in campo. Niente, sono contento, soddisfatto. So che sarà dura, penso che anche i ragazzi lo sappiano, adesso andiamo a Biella domenica, che viene da un periodo non felice, quindi vorrà assolutamente i 2 punti e poter riuscire a vincere quella partita lì con una squadra forte che vuole assolutamente vincere sarebbe un ulteriore salto di maturità che insomma, ci farebbe fare il salto di qualità per quest'anno. Ecco, io pregherei la regia di mandare, una volta che parliamo di basket, risultati e classifica, così vediamo dove è posizionata la Fortitudo. Dunque, intanto questi sono i risultati: Agrigento Scafati 82-79, Reggio Calabria Legnano 75-61, Roma Napoli 93-68, Siena Biella 90-75, Tortona Rieti 74-78, Treviglio Cagliari 91-84, Trapani Casale 88-74, Latina Eurobasket Roma 68-70. Classifica, vediamo un po'. Ecco, Casale mi sembra che sia ormai imprendibile. Sì, la possiamo salutare. Sì. La possiamo salutare, non ce l'avete salutata, no? Sì, sì. Biella e Scafati 28, poi abbiamo le squadre a 26, Tortona e Legnano, con 24 ci sono i cugini del Trapani e Reggio Calabria, Agrigento e Rieti 22, Latina, Eurobasket Roma e Cagliari 20, Treviglio e Siena 18, Roma 14, Napoli 6. È una classifica, oserei dire, corta. Cortissima direi, perché la seconda è a 28 e insomma le altre sono a 16, insomma molto corta, molto corta, mancano ancora 8 partite, insomma, non sarà facile, speriamo di mantenere un buon cammino, insomma, credo che un 50% di vittoria possa bastare, perché poi le altre squadre si mangeranno i punti tra di loro, insomma potrebbe essere sufficiente. Scontri diretti. Sì, scontri diretti e tutto. Basterebbe vincere 4 partite, quelle giuste, con gli scontri diretti, insomma, potrebbero bastare. Vediamo invece la classifica della SEAP Aragona, che la vedremo sicuramente con piacere perché si trova in vetta alla classifica, no? Dunque, la classifica della pallavolo della SEAP Aragona. Allora, diamo prima i risultati e dopo la classifica. Vediamo un po'. Eccola qua, questi sono i risultati. Diciamo che il Canicattì ha vinto 3-1 fuori casa, 3-0 da Sant'Agata con la DS Leoni, l'Aragona, come abbiamo detto poco fa, ha vinto 3-1 con Terrasini, Altofondes e Snai Capaci 3-2, poi c'è il Trabia con la Mauro Sport che stanno giocando. Vediamo un po' la classifica. Che effetto vi fa vedere finalmente la SEAP Aragona in vetta alla classifica con 36 punti? Una bella emozione. Abbiamo inseguito per praticamente quasi tutto il campionato a un punto il Terrasini e adesso abbiamo scavalcato con lo scontro diretto, quindi è un po' l'obiettivo che ci eravamo preposti a inizio campionato, quello di guidare comunque il campionato e raggiungere i playoff gold, ma ricordo che comunque la prima posizione non vale il salto di categoria perché purtroppo per fortuna ci sono i playoff, quindi la prima posizione ci permette di eventualmente raggiungere i playoff gold. Cioè le prime 3 dei 3 gironi siciliani, sì, ci sono 3 gironi, vanno a fare un triangolare playoff gold. Chi vince sale direttamente, le altre 2 poi vanno a giocarsi i playoff in senso concreto, proprio con le seconde e le 2 migliori terze dei gironi, insomma. Giovanni, questa è la domanda che farò a tutti e 4 gli esperti di calcio. Parliamo dei tifosi.
Il tifoso facilmente si entusiasma, facilmente si deprime. È una malattia che non si può mai risolvere, superare. Perché? Perché purtroppo è una cosa che succede in tutte le categorie. Ma sono tutti così tifosi dal nord al sud oppure c'è una differenza? No, sicuramente c'è anche una differenza di mentalità. Se noi prendiamo i tifosi inglesi o più nordici, magari sono un po' più freddi, magari non vivono come viviamo noi. Maier sorride, vuole dire qualcosa? No, non credo sia una questione di freddezza, credo che sia una questione di educazione sì, di sportiva, mentalità, sì, ecco, sì, no. sicuramente sì, no, Cioè... non riguarda l'aspetto caratteriale, ecco, di freddezza, riguarda la mentalità, insomma, che loro la vivono in maniera diversa rispetto a noi. Per noi una sconfitta ci fa star male una settimana, una vittoria invece ci fa fare le capriole per una settimana, quindi a volte non riusciamo, ecco, a essere... La via di mezzo. Sì, a non trovare la via di mezzo. Troppa passionalità. Cioè, dovrebbe essere più una questione di orgoglio, no? Cioè, il fatto di poter tifare per la propria città, la propria cosa. Infatti si parlava prima di stranieri, ecco, io credo che troppi stranieri portano proprio questo, poco attaccamento alla maglia e quindi poca identificazione con la città. Questo soprattutto al sud ha un suo valore, ecco. Ha un suo peso, sì. Sì, è un suo peso, soprattutto con la tifoseria. Per completare il discorso? Sì, poi ripeto, abbiamo, secondo me sono anche io ho avuto la fortuna di giocare diciamo da Aosta fino ad Agrigento in tutte, insomma, in diverse squadre, e naturalmente al sud il tifoso è molto più passionale, ti dà una spinta in più in determinate situazioni, però diventa un peso invece quando le cose non vanno male, insomma, mentre al nord la vivono, ripeto, in maniera un po' più tranquilla. Alessandro, tu che ne pensi? Tu hai vissuto pure questo, perché sei stato pure allenatore dell'Akragas, sì, mi sì, ricordo. io ho vissuto quel periodo, è stato un periodo straordinario per quanto mi riguarda, perché allenare l'Akragas, la squadra per cui da piccolino eri tifoso, andavi in gradinato, in curva, è stato qualcosa di straordinario, ma è stato anche un peso, perché ad Agrigento io l'ho allenato in eccellenza, non è che l'ho allenato in C o in B o in A, quindi nei dilettanti. Ad Agrigento l'Akragas è vista come una squadra del valore della Juve, dell'Inter, del Napoli, voglio dire, a questi livelli, quindi il tifoso si dice che ha il palato fine. Ma sto palato di che cosa viene non l'ho capito, il palato fino, voglio dire, noi abbiamo fatto... Probabilmente Maier può rispondere a questo. No, non vuoi rispondere? No, io vengo da una famiglia di calciatori, sì, però non sono mai stato troppo vicino allo stadio, cosa mi ammalavo sempre, per cui io a calcio ci ho provato, ma è troppo alto. Ma no, ero sempre, mi ammalavo di continuo, avevo sempre la febbre, cose, perché si stava fuori, poi dovevo andare con mio cugino che era 2 anni più grande, quindi giocavo poco, prendevo freddo e non si poteva fare, quindi non conosco bene le dinamiche esatte di quello che succede. No, ma io, scherzi a parte, per me è stato un privilegio assoluto allenare l'Akragas. Oggi mi dedico alla mia scuola calcio assieme a Raimondo Filippazzo e a Milano Bellavia, siamo l'Accademia Perugia, vivo con i ragazzini, è la cosa più bella che mi possa capitare, l'ho sempre fatto anche in passato, e questo è per me è un privilegio allenare i ragazzi, anche perché, come si diceva poco fa, sono il futuro delle società. Quindi noi quest'anno abbiamo avuto già due ragazzini, uno di questi è Sovano, che 10 giorni fa ha firmato per il Perugia Calcio, un ragazzo del 2003, è un centrale difensivo che ha qualità straordinarie, il Perugia ha messo sotto contratto. Questo è un vanto per l'Empedoclina Scuola Calcio di Raimondo Filippazzo, lui è responsabile logistico del Perugia Calcio in Sicilia ed è anche responsabile per quanto riguarda i giovani che escono fuori da queste strutture del Perugia Calcio, sono ben 25 in tutta la Sicilia. Totò, i tifosi, tu puoi parlare sia come calciatore che come tifoso. Che come tifoso. Devo dire che secondo me il problema è l'inflazione, come poco fa accennavamo, televisiva, ha fatto sì che spesso il tifoso
diciamo quello che ancora va allo stadio, perché moltissimi scommettono, perché moltissime agenzie di scommesse attorno al calcio c'è un mondo che non finisce mai. C'è un business che non finisce Per cui c'è poi quel tifoso che ancora dico tra virgolette, va allo stadio. Questo tifoso che va allo stadio spesso, bombardato da tutta una serie di partite che vanno dal lunedì alla domenica notte, di categorie chiaramente Coppa Campione, Europa League, Serie A, tifa per l'Inter, per la Juve, per il Milan. Possibilmente quando va allo stadio all'Esseneto, dico, difficilmente capisce di trovarsi in una categoria nella Serie C con una squadra come la nostra e quindi accettare lo stop sbagliato, il cross sbagliato. C'è secondo me una maggiore insofferenza rispetto a prima. Prima, come diceva Maier, forse c'era più attaccamento all'orgoglio, alla città, alla squadra, c'era un rapporto più viscerale. Ora invece no, anche perché il calciomercato, difficilmente un calciatore, noi ogni anno, anzi durante la stagione cambiamo 2 volte la squadra, quindi difficilmente si crea un connubio tra il tifoso e il calciatore. Però dico, spesso ti dico, questa difficoltà esiste, cioè c'è questa insofferenza, il livello sarà quello che sarà, però dico, il tifoso che va allo stadio magari vede la partita delle 12:30 Juventus e Milan, e poi va all'Esseneto e trova Agregas e Benevento, Agregas e Bisceglie, e quindi è ovvio e scontato che non ci possa essere la stessa qualità, la stessa perfezione di gioco, la stessa, capisci? Quindi se non si crea questo afflato, questo rapporto stretto, cioè capire che quella è la nostra squadra del cuore, per quella bisogna battersi. E c'è questa, secondo me, questa difficoltà che ci portiamo un po' tutto appresso proprio per questo messaggio televisivo inflazionistico, mentre prima si vedeva una partita di Serie A, si vedeva, si sentiva. Si sentiva e quindi si fantastica. Ha creato troppi allenatori. Sì, no, ma si va allo stadio, dico quei pochi che ormai ci vanno proprio per tutte le dinamiche che stavano dicendo. E poi c'è questa difficoltà del capire che quello è un calciatore di Serie C, che se no giocherebbe, farebbe la Coppa dei Campioni. Se gioca in Serie C ci sarà un perché e non gioca in Serie A. Posso raccontare una cosa? Quando ero a Messina c'era il direttore sportivo Salerno che conosceva i miei zii che giocavano a calcio e mi invitava ad andare a vedere gli allenamenti il mercoledì. E io spesso andavo perché insomma, mi sembrava anche scortese di no. E c'erano un sacco di tifosi, anziani, in pensione, cose, che sapevano tutto di tutti, quando si era fatto male, che cosa aveva fatto, come andava, come si era allenato tutta la settimana, e raccontavano poi fuori dallo stadio tutto quello che succede. Cioè vivevano proprio anche gli allenamenti, tutto, lo stadio era aperto, non so, penso che sia aperto comunque anche all'esercito, ma c'era un bel entusiasmo. Questo contribuiva ad avere uno filo diretto anche con la squadra. Una cosa, scusami Maier, una cosa volevo fare, il discorso di Totò, non è sempre colpa del tifoso. No, stiamo parlando no, per quanto riguarda il discorso la C, la A, la B, il tifoso si innamora del proprio giocatore che indossa quella maglia, il tifoso si innamora anche del calciatore che vive la città. Prima c'era il tifoso, il giocatore dell'Agragas che viveva ad Agrigento, passava in via Atenea, andava a mangiare la pizza. Ora io questi giovani di oggi non li vedo per strada. Non lo so, questo non lo so dire. Vivevano la città, c'era più contatto. Ecco perché c'è più attaccamento. Ma perché stazionavano di più e quindi il rapporto tra tifoseria e il giocatore, se un giocatore sta 3 mesi e va via, è chiaro. Io ti posso dire che passo per un tifosissimo, ma probabilmente se entra qua in studio un giocatore dell'Agres non neanche lo riconosco. Ma anche la formazione. Cioè, parlo di uno che praticamente vive di calcio. Cioè, figurati chi magari lo sente o lo ascolta, capisci? Perché c'è questa difficoltà. È chiaro che
se invece stazione in una società per qualche anno, chiaro. si crea un gruppo, intanto la squadra diventa più forte, inevitabilmente, perché anche 11 mediocri che giocano per 3 anni di seguito, sempre con lo stesso allenatore, con gli stessi schemi, sicuramente produrranno di più di 4 fenomeni che però giocano un anno e vanno via, si devono assemblare con altri giocatori. Noi purtroppo, anche per difficoltà, qua il discorso ci vorrebbero trasmissioni infinite la Juve quando c'era il disfrattato Moggi faceva così, vendeva i pezzi importanti ma i gregari li teneva tutti. Ma questo perché dico, la forza di una squadra è questa. Poi la colpa è facile dire, stiamo perdendo, abbiamo perso 17 partite, cacciamo l'allenatore, va bene, ma dico, io non penso che sia il problema principale dell'Ajax l'allenatore. Certo. Noi abbiamo un problema di essere esiliati, un problema di difficoltà nel reperire i giocatori validi per difficoltà economiche che ci sono state. L'allenatore probabilmente è anche un problema, ma l'ultimo di quelle che secondo me la società... Il problema non è l'allenatore probabilmente, ma il problema dell'allenatore in questo momento è, quando una squadra perde sempre, è continuare a dare motivazione ai giocatori. Questo è difficile quando si perde sempre e poi diventa un disco rotto, poverino, capisci? Sì. Questa è la difficoltà. È lì che allora ci dovrebbe essere anche molto la presenza della società, esatto, di stare vicino, perché se la racconta sempre l'allenatore, poi dopo... Cioè, conviene cambiarlo, perché arriva un altro che magari dice le stesse cose ma con un modo diverso, una faccia diversa e magari è più credibile. Il problema è questo. Sì, no, sì, dare una svolta, una scossa all'ambiente, sì, per carità, però dico... Ho detto bene? Sì, bene. No, poco fa a telecamere spente io ho detto le stesse cose che stai dicendo tu. L'Ajax di oggi sono tanti problemi, tantissimi. Ci vorrebbe, come dice lui, una trasmissione di 90 ore non stop per poterne parlare. Noi, io sono detto ai lavori, ma io non vivo nell'Ajax, quindi non conosco le dinamiche. Parlo da tecnico e quindi posso dare un giudizio tecnico per quello che vedo, non per quello che leggo, perché quello che viene letto è scritto da giornalisti tifosi dell'Ajax, scrivono solo bene dell'Ajax, amano l'Ajax, morirebbero per l'Ajax. Io critiche non le vedo, sento mai. Critiche fatte da giornalisti, gente che scrive, non ce n'è. Assolutamente no. Ti posso dire una cosa. No. Un problema tecnico ci sarà. Ma tu una squadra che regge 70 minuti e poi in altri 20 subisce qualcosa di tecnico ci sarà. Sarà un problema atletico, sarà un problema caratteriale. Vero è, giochiamo a Siracusa, ma questa squadra ha fatto 17 sconfitte, sì. 3 vittorie e 5 pareggi, ragazzi. Tu pensi che qualsiasi altra società, sicuramente di Napoli, in un altro contesto, in un'altra realtà, sarebbe stato cacciato già da qualche mese. Noi abbiamo cacciato le Grottaglie per 7 sconfitte consecutive, noi siamo alla 17esima, ma io dico a te e dico a me stesso, è la stessa situazione? No, assolutamente no. Viviamo una anormalità pazzesca, per cui sì, probabilmente cacciando l'allenatore si darà una scossa per una delle partite. Per ritornare al discorso che facevi, però voglio dire, Agrigento, l'Ajax sta vivendo una dimensione anomala, capisci? Non è una società di metà classifica di Serie C dove le cose vanno male, allora dici, diamo la scossa, cambiamo l'allenatore. Qua di Napoli ha fatto da dirigente, da allenatore, da magazziniere, da psicologo, da tutte cose, e lui è stato travolto come lo è. Da questa situazione anomala. Noi stiamo vivendo, io non conosco realtà di squadre che stanno facendo le partite in casa, tutte fuori casa. Certo. Cioè, noi stiamo vivendo un dramma. Io penso che pure Mourinho qua in questo contesto non risolverebbe la difficoltà con questi giocatori, con questo parco tecnico e con la difficoltà di giocare a Siracusa dove non ci vanno. Qua parlava la signorina che andranno a Sant'Agata 65 tifosi, parliamo di una Serie C di pallavolo. Ha detto che ha messo a disposizione un pullman. Hanno messo a disposizione, però dico, al di là del pagare o no il biglietto, però parliamo di una Serie C di pallavolo di Aragona e un pullman si riempie. A Siracusa non si è riuscito in tutto l'anno ad organizzare un pullman. È sempre un sacrificio andarci. Sì, qua c'è un'anomalia pazzesca, cioè c'è una disaffezione,
è ormai un rapporto, perché i tifosi ce l'hanno con la dirigenza fa quello che può con tutti, come potremmo parlare. Comunque voglio dire una cosa, non vorrei essere frainteso da chi ci sta guardando da casa. Io sono convinto, e forse tra questi che siamo qua presenti, io la vedo in maniera positiva, nel senso che per me l'Agragas rimarrà in questa categoria. Io non sono più che convinto di questo. Quindi dico, il mio discorso è un altro, diamo un qualcosa di diverso dentro lo spogliatoio dell'Agragas. Quest'Agragas non può subire sempre un problema psicologico, non è possibile. Sì, giochiamo in Siracusa, ma non è una scusa, manco ne dovrei fare, non è una scusa, non è una scusa, non è una scusa, diciamo, perché io posso giocare 50 partite fuori casa, sopra un pizzo della montagna, senza tifosi, e perderne 40 e 10 li vinco, 10 li vinco, è una statistica, cioè qui non riusciamo a fare una vittoria, è pazzesco. Abbiamo giocato contro il Catanzaro, che non è il Lecce, non è il Catania. Sì. Bene, abbiamo perso 2-1 e hanno giocato in 10 per quasi 50 minuti. Certo. Sì. Noi eravamo uno in più e abbiamo perso. La squadra è, a mio avviso, come la vedo io, ripeto, e io non sono lì a fare i test, la vedo demotivata, la vedo spenta, la vedo stanca, una squadra che gli ultimi 20 minuti perde il consenso completamente, non riesce più a essere squadra. Riprenderemo questo discorso dopo un po' di pubblicità. Siamo d'accordo, stessa cosa. Io... Hai un immobile da vendere? Cerchi casa? Ti serve un ufficio, un locale commerciale o cerchi un terreno? Biro Affare è l'agenzia immobiliare che fa per te, attenta alle necessità di venditori ed acquirenti. Vieni a trovarci a Favara oppure vai sul nostro sito. Troverai assistenza, competenza e cortesia e l'affare immobiliare che cercavi. Per la tua pubblicità in Sicilia su TVA LCN 92 chiama il 337 96 5560. Riprendiamo il discorso Agragas. L'Agragas, per rientrare in gioco, meglio ancora, per non retrocedere direttamente, deve rientrare nella zona play-out e la zona play-out dista 4 punti. Tonino, i miracoli calcistici esistono, ma cosa occorre? Occorre il materiale umano, quello giusto principalmente. Occorre una società che dietro non ti fa mancare niente, anche se magari si sbaglia il progetto iniziale, però poi mano a mano si va capendo dove sono gli errori e si va aggiustando. Però dico sempre, nel discorso Agragas, come avete già parlato, il discorso è abbastanza ampio, perché 17 sconfitte sono tantissime, perché in questo momento il morale dei giocatori è sotto i tacchi, si gioca sempre a Siracusa, tifosi non ce ne sono, ambiente un po' sfiduciato, e quindi è difficile. I miracoli si possono fare, attenzione, perché 4 punti non sono un'eternità, però bisogna darsi una mossa adesso, bisogna anche fare quel piccolo punticino fuori casa, vincere qualche partita alla vecchia maniera, come si suol dire, e vincerle e basta, anche con qualche polemica, però bisogna vincere, perché ormai ogni partita che fa l'Agragas diventa terra di conquista per gli avversari. Dico, ci vuole anche un po' di grinta e determinazione, anche pur sapendo che si hanno dei limiti, attenzione, perché una squadra che è ultima in classifica, non ci possiamo nascondere, vuol dire che ha dei limiti anche tecnici, però se in determinate partite si affrontano con grinta e determinazione, con delle squadre, non parliamo di Lecce, Catania oppure qualche altra squadra che mira a vincere il campionato, però se si fa giocare, credo, contro la Paganese, contro il Bisceglie, contro il Monopoli,
Anche con lo stesso Catanzaro, non dimentichiamo che il Catania che ha perso ieri 5-0, ma quello è un problema. Seconda in classifica, già si parla di sostituire il Catania, parliamo di una piazza che ha un centro sportivo, che ha una società adesso risanata, che hanno già un direttore sportivo allo Monaco che ha esperienza da vendere, quindi parliamo di una società solida dove ha speso quello che ha speso, dove pretende un giocatore pretende dal Catania, ma il Catania pretende dal giocatore, quindi se si chiama Di Grazia deve dare per Di Grazia, se gioca per e viene pagato per Cusumano deve dare per Cusumano, certo, quindi certo. Là il discorso è diverso. Però voglio aprire una piccola parentesi. Negli anni passati l'Agragas è andata, dopo tantissimi anni è andata in Lega Pro, aveva un presidente, anche essendo da fuori, che ha messo grano e abbastanza, dico sempre molto contestato questo presidente. Lui ha fatto delle belle squadre anche ad Agrigento, da 3 anni che l'Agrigento è Lega Pro. Perché accusarlo? Perché ogni volta infierire sopra questa persona? Che tra l'altro forse era l'unica veramente che poteva mettere economicamente qualcosa in più per mantenere la categoria. Forse se magari non si fosse così, dico... non avrebbe ricevuto questi insulti, forse a quest'ora anche i fari sarebbero stati ad Agrigento. E poi il discorso cambiava letteralmente. Dico, un presidente che arriva da fuori con tanto entusiasmo, fa una bella squadra per 2 anni, si riesce a centrare la salvezza. In provincia ritorniamo 3 professionisti dopo tantissimo tempo, dopo Licata arriva l'Agragas. È stato un peccato veramente. Adesso si guarda, si cerca di salvare il salvabile, perché quando bastava solo magari un avvicinamento tra presidente e tifosi e cercare di continuare in maniera bella, armoniosa, perché Giavarini credo che non avrebbe abbandonato la barca. Sicuramente. A quest'ora l'Agragas non sarebbe a questo punto. A questo punto dico alt, facciamo un passo indietro. Cioè, praticamente noi siamo distratti dalla sconfitta subita con il Catanzaro, e quindi non pensiamo più a quello che c'era in pentola 8 giorni fa. Si era parlato, e io dico che si continua sempre a parlare, della buona intenzione di questo gruppo iraniano di imprenditori a investire in Agragas. Io so, e qualcuno mi darà conferma, che l'amministratore delegato di una squadra di Serie A dell'Iran verrà qui ad Agrigento perché vorrebbe venire a investire, creare un centro sportivo. Sott'occhio c'è il villaggio Mosè, caro Alessandro, diciamo che è la tua patria dove tu trascorri il tuo tempo. Ecco, quella è una struttura che lui vorrebbe prendere e trasformarla radicalmente in una struttura tipo quella che c'è a Catania e farne un punto di riferimento di tutto il calcio minorile del bacino del Mediterraneo. Cioè, queste sono le premesse e gli scopi di questo gruppo iraniano qui ad Agrigento. Si era parlato anche della possibilità di trovare alcuni elementi svincolati per arricchire la rosa dell'Agragas. Qualcuno forse non sa determinate regole. E allora uno l'abbiamo preso, che è San Severino. Si potrebbe prendere nella lunga lista degli svincolati un altro svincolato dalla Lega Pro. Però se lo svincolato viene dalla Serie D, può essere preso. Quindi potrebbero anche diventare 2, 3 gli svincolati che si possono prendere. È questione di mettere le mani in tasca, tirare soldini e dire per 11 partite, 10 partite, vediamo un po' che tipo di sacrifici noi possiamo fare. A questo punto la società è retta solamente da Silvio Alessi. Lui c'è una delega in mano da parte di Giavarini, ma non dimentichiamo che è un SRL, che è il 54% di Giavarini
e poi le altre quote sono divise per i vari soci. Sono dei sogni che si potrebbero realizzare, Giovanni, specialmente questo del Villaggio Mosè. Beh, intanto dico con tutto il rispetto, io abito pure, sono cresciuto al Villaggio Mosè, quindi per me sarebbe, però naturalmente non penso che si possa creare nella struttura del Villaggio Mosè quello che c'è a Catania, perché gli spazi e No, le sto situazioni... dicendo come punto di riferimento. Sì, sì, sicuramente, però ripeto, parliamo di spazi completamente diversi. non solo di spazi, di situazioni, io le vedo molto lontane in questo momento. Ripeto, io guarderei un po' più al presente e quello che c'è nel breve periodo. Io spero, ripeto, che questo discorso di questi imprenditori possa andare avanti e si possa concretizzare e portare ad Agrigento quello che tutti speriamo. Sarei il primo a esserne felice. Ho sentito parlare anch'io di creare una struttura per il settore giovanile di altissimo livello dove far convergere, insomma, ragazzi da quantomeno di tutta la Sicilia. Quindi ripeto, sarebbe una cosa sicuramente di grande livello, però ripeto, io guarderei ai problemi che in questo momento abbiamo e che dobbiamo risolvere a breve, ecco, quindi non andrei troppo avanti con Purtroppo i tifosi, con le aspettative. I tifosi sono molto amareggiati, quindi non credono, neanche se le vedono in questo momento gli iraniani, probabilmente li porti in studio, ci non gli interessa la squadra. Cioè per ora è un momento, come dicevo, oddio, ripeto, a prescindere da questo ma discorso, è un fatto comunque, positivo, signore, sì, un fatto positivo. Sicuramente sì, ripeto, se questi rappresenta una base, eventualmente imprenditori iraniani possono portare una solidità economica alla società, ripeto, a prescindere dalla categoria, poi si potrebbero fare discorsi diversi rispetto a quelli che facciamo adesso, che ci sono adesso, che naturalmente poi alla fine tutto ruota intorno alla solidità economica che ha una società. Se questi imprenditori iraniani, come si spera, abbiano delle capacità economiche importanti e possano investire sulla squadra, sul settore giovanile, sugli impianti, sull'illuminazione, che ben venga, assolutamente, insomma, sarebbe per Agrigento, ripeto, e per i tifosi dell'Agas sicuramente certo, un qualcosa di importante. Una bella base per il futuro. Sì, sarebbe importante non solo per l'Agragas calcio, ma per tutto ciò che è di contorno al calcio della provincia e della Sicilia, come te Giovanni. Noi tecnici addirittura parlano loro di bacino del Mediterraneo. Bravo. Noi tecnici che lavoriamo con settori giovanili potremmo trovare anche spazio in queste mega strutture, se non vanno a prendere i vari conti, Murigno, come dice Totò, o altri, perché noi la fortuna un uomo è un altro uomo, e io dico sempre che per arrivare ci vuole sempre la persona dietro che ti spinge un po', perché i tecnici bravi nella nostra provincia ce ne sono tanti, però si va a cercare sempre l'uomo che sta fuori provincia o che sta fuori regione. Quindi diamo spazio a chi invece può dare tanto al calcio agrigentino e non solo. Sicuramente. Noi di fuori provincia, di fuori regione o di fuori Italia dobbiamo prendere soltanto gli imprenditori. Bravo. Quello che manca purtroppo nella nostra città, c'è qualche imprenditore per carità, ma qualcuno non si vuole spendere nella squadra, e per cui l'invito è: non facciamo un Giavarini bis. Io quando con gli amici ti riallaccia al discorso di Tonino, infatti anche di Tonino, io non, purtroppo poi si vive anche di etichette, noi siamo i buonisti, gli amici di Giavarini, non è così il concetto. Non sono amico di Giavarini per niente, non sono amico, cioè l'ho visto 2 o 3 volte come forse l'avevi visto tu. Certamente. Il vero problema è questo. Io infatti invitavo tutti gli amici a stare tranquilli e sereni. Purtroppo c'è stato, anche per colpe che avrà fatte pure Giavarini, come tutti gli uomini facciamo. Però io che cosa dicevo? Se uno ha una macchina, prima che la cambia, deve avere un motorino, una bici. C'era un esempio che portavo sempre: se tu non hai come sostituire la tua macchina e ogni tanto ti lascia a piedi, tienitela cara. Noi, perché
abbiamo fatto il salto nel buio. Ora abbiamo fatto il salto nel buio. Quello che, perché molti tifosi sono giovanissimi, non sanno la storia dell'Agregas, non sanno le difficoltà che sono state cinquantenarie nella nostra, Io ho detto, nella nostra ho detto attività. sempre che hanno pesato tantissimi anni giocati in eccellenza. In eccellenza, noi, cioè praticamente la realtà della Serie C. Dove abbiamo giocato anche i play-out. E qua Giovanni lo sa, che è il responsabile dell'attività giovanile. Avere 5 squadre, ci vuole il medico, lo staff medico, cioè quando si crea una società professionistica, si crea un'azienda con 100 persone a libro paga, tra tecnici, magazzinieri, massaggiatori, autobus, gente che commercialista. Cioè, il tifoso cosa vede? Vede la domenica chi non sa stoppare la palla, che da un metro tira fuori, e non è che vive che cosa significa la Serie C. Cioè in una zona, è una città depressa come Agrigento, dove ci muoviamo tra mille difficoltà. Quindi l'aver avuto per un breve lasso di tempo un imprenditore che voleva mettere soldi, bontà sua e qua. Poi la storia la sappiamo, dico, ci vorrebbero puntate, soprapuntate, a parlare solo di Giavarini, dello staff tecnico, di tutto quello che è successo, di Alessio e quant'altro, perché non finiremmo mai di parlare, di dare le colpe, perché i tifosi, però dico, il fatto fondamentale è, come in tutte le attività della vita, sono i soldi. Se si hanno soldi ci si compra la bella villa, la bella auto, se non ci sono soldi si vivacchia, cioè, oppure bisogna trovare qualcuno che ce la mette. L'abbiamo avuto, ora ci saranno questi iraniani, speriamo che non nascano le solite storielle, le cose, per cui bisogna, quando c'è qualcuno che vuole investire, già c'è qualcuno quando che c'è qualcuno, teniamoceli cari, se no siamo rassegnati a fare campionati. Ma scusate, ci sono questi iraniani o no? Ci sono. Quando arriveranno li vedremo. Si parla che c'è, però dico, diamo per scontato che ci siano. Ma ci sono, dico, le figure fisiche e anche economiche, oppure Alessandro, sono dei cartoni? Alessandro, però non sappiamo niente, sappiamo che c'è questa trattativa. Una delegazione è venuta già. Speriamo che tutto vada in porto. Anche una nostra delegazione è andata in Iran. Infatti dico, non è che si parla solo di discussione, di fumo, qualcosa c'è. La chiusura del closing del Milan, e ora è notizia di oggi che chi si sono in bancarotta, è durato un anno, per cui dico, quando ci sono trattative con persone che vengono da altri continenti, ci sono difficoltà bancarie, finanziarie, incomunicabilità, problemi di lingua, problemi di denaro, per cui bisogna essere prudenti, perché poi alla fine della fiera quello che conta sono i soldi e una società solida. Si può anche retrocedere, non è una vergogna. Qualcuno dice no, partiamo alla terza categoria perché è ritirata squadra, perché il tifoso, il popolino spesso si lascia andare anche a queste manifestazioni. Preferisce giocare in terza categoria, basta che se ne vanno tutti, perché ecco la passionalità del tifoso. Il tifoso è così. Se andiamo a vincere a Bisceglie ci salviamo sicuramente, se perdiamo a ritirata squadra. No, bisogna trovare sempre l'equilibrio, perché non tutto, come dici tu, è perduto. Perché non sappiamo le disgrazie, noi sappiamo le nostre disgrazie, non sappiamo le disgrazie altre società sono in maggiore disgrazia, magari per ora vivono nell'oro, ma improvvisamente si parla anche del Trapani, che in terza classifica hanno sequestrato al presente il 50% delle quote societarie. Non sappiamo, per cui dico, a fine campionato, finito il gioco del calcio, poi si fanno il rendiconto, non sappiamo le procure che cosa succede, dalle procure cosa vengono, le penalizzazioni, le retrocessioni, per cui intanto siamo in questa categoria, retrocediamo, se arrivano gli iraniani, se arriva una società solida, si riparte da D, si parte dalla Serie D, ma noi intanto dobbiamo vincere, però cioè, noi il nostro ce lo dobbiamo mettere, non possiamo aspettare a casa le disgrazie degli altri, aspettiamo che gli altri allora, che poi succeda quello che succede, ben venga. Intanto noi vinciamo. Aspetta le disgrazie degli altri, aspetta che qualcuno mette i soldi. Bravo. No, intanto ci sono le trasferte, intanto ci sono le gare, le 11 gare che dicevi tu ci sono da affrontare col sangue agli occhi, battagliando, perché poi una posizione di classifica ti permette di fare play-out magari in casa. Ma ci salviamo. Dico, bisogna lottare. Si aspettano tante cose, dico. Tonino, parliamo un po' del Pro Favara, perché gli amici di Favara vogliono sapere qualche cosa. Pro Favara noi
fortunatamente tutti questi problemi, anche se ci sono problemi di classifica in questo momento, perché siamo al di sotto delle aspettative per la squadra che abbiamo fatto all'inizio, però dico non ci sono non ci sono tante aspettative, il campionato è quello sempre che ogni anno si riesce a fare, quello di un campionato di una tranquilla salvezza. Non ci sono stranieri che portano soldi? No, ci sono solo dei 4 pazzi, che, come dico io, perché in questo momento, diciamo che nel momento economico dove ci troviamo, per la passione di 4-5 amici che arrivano a mettere una quota ogni mese per pagare i stipendi, qualche amico sponsor che riesce ad aiutarti, sono campionati che purtroppo, se ci sono pochi spettatori in Lega Pro, pensiamo quello che possiamo trovare in eccellenza. Però dico, si vivacchia sempre, però l'obiettivo è sempre quello. Per il momento Favara può permettersi di fare il campionato di eccellenza. Ricordo che Favara negli anni passati, negli anni 80, ha vissuto tantissimi anni di Serie D, e Serie D che contava, perché la paragono forse a qualcosa in più della Lega Pro di adesso. E ha fatto resuscitare anche l'Agregas. E ha dato una mano per le solite difficoltà che ha avuto l'Agregas, però è la storia vecchia. Noi in questo momento siamo in eccellenza, speriamo di salvarci senza passare dai play-out, e quindi l'anno prossimo cercheremo ancora di più di fare meglio, di fare un campionato di eccellenza sempre come merita la città di Favara. In attesa di tempi migliori. Speriamo che giri la ruota. Certo non ci sono più i presidenti come poteva essere l'onorevole Filippo Lendini, non ci sono quelle disponibilità economiche. Ricordo che il Favara di una volta aveva giocatori come Sambino, come Pizzimenti, come Romano, Zangara, che poi hanno fatto grande lecata, che poi sono arrivati. Parliamo di una calatura tecnica di campionati ben superiori forse questi di adesso. E quando giocavamo fuori casa? E Favara era, diciamo, anche... Se giocavo in prima categoria venivano 500 persone. Diciamo che prima, a proposito in prima categoria, prima in dei diritti, Favara era uno stadio molto temuto dagli avversari, con molta passione, diciamo. Difficilmente il Favara lasciava punti in casa. Adesso è cambiato un po'. Magari qualche iraniano passando di là si ferma. Ma noi abbiamo molti di colore che però vendono con le bancarelle, diciamo che a portare soldi nel calcio molti senegalesi per strada, ma pochi italiani. C'è una bella novità, c'è praticamente, ecco, c'è un almanacco, avete fatto un almanacco, io non so di chi è l'ideatore di questo almanacco. Sinceramente non ho idea. Sì, tutto è partito dal presidente. Sempre lui, eh? Sì. C'è sempre lui di mezzo. Praticamente è un album di figurine, ecco. Rappresenta la nostra società, la SEAP Aragona. Quindi dentro ci stanno le fotografie. Dentro ci stanno le fotografie. Facciamolo vedere. Apri. Questo è il nostro tecnico, poi c'è il progetto S3, sarebbe il mini volley, e poi vai sfoglia. Piano piano, ecco così. Questo è sempre il settore giovanili, il mini volley. Ah, ecco, c'è pure il settore giovanile. Sì, mini quindi volley. Anche il ragazzino e le ragazzine Esatto. sono proprio nell'album. Questo è l'Under 13 e diventerà sicuramente un bel ricordo anche per i bambini. Sì, certo. Under 16 e 18. Questa è la squadra maschile, l'Under 18 maschile, che vantiamo ormai da un paio di anni. La Serie C. E poi la Serie C, la nostra squadra, e le immagini della mascotte, insomma, i momenti di fine gara e di festeggiamenti vari. Cioè, questo praticamente sta a significare che c'è grande entusiasmo sì, ad ecco, Aragona, noi quando le cose vanno bene, ecco. Infatti, in mezzo a tutto questo disfattismo noi stiamo vivendo un periodo d'oro, insomma, siamo avvolti da un entusiasmo proprio
immenso, e anche ora la vetta della classifica, insomma la Coppa ci ha aiutato siamo veramente... Più di 300 spettatori nel vostro Sì, palazzetto. tantissimi. Questo palazzetto, proprio la nostra allenatrice Francesca Scollo, che ha vissuto gli anni d'oro d'Aragona, ecco, la Serie A2, ci diceva che non vedeva questo palazzetto così pieno proprio dai suoi tempi, dalla Serie B1. E ora i tifosi ci seguono dovunque, verranno con noi a Sant'Agata, che sarà una sfida importante. Sicuramente. Saranno tanti. In bocca al insomma. lupo per questa sfida con Crepi, Sant'Agata, grazie. va bene? Crepi. Cristian, parliamo del prossimo avversario della Fortitudo? Sì, Biella, facile. Facilissimo, no? Sì, sì, facile. No, tra l'altro giocheremo contro Albano Chiarastella, che saluto. Si trova là, sì. Sì, credo che sia un po' la storia di questi anni fortunati della Fortitudo, perché è stato con noi dalla Serie B2 al limite della Serie A, insomma, quando abbiamo fatto la finale. Quindi sì, è una squadra solida, ai vertici, storica, una grande tradizione, un bel palazzetto. Da lì sarà veramente difficile vincere, anche perché vengono loro da un periodo non bellissimo e avranno voglia di riscattarsi il prima possibile, quindi credo che sia la partita spartiacque tra la nostra maturazione come squadra giovane e tutto, e se riusciamo a vincerla potrebbe essere un gran salto di qualità per far maturare i nostri giovani, acquisiscono la mentalità, il saper vincere, ecco, che è una cosa che purtroppo i giovani non sempre hanno, e ci vuole l'esperienza e il tempo che la maturino, insomma. In bocca al lupo allora. Crepi il lupo. Allora, noi siamo arrivati alla conclusione di questa 21esima puntata. Avete visto, abbiamo parlato un po' di tutto, abbiamo coinvolto anche le ragazze della pallavolo Aragona, SEAP Aragona, la Fortuna Mongada, che abbiamo avuto la fortuna di avere Cristian, ma tante volte né lui né gli altri della squadra possono venire perché si trovano quasi sempre in viaggio. No, io potrei venire anche quasi tutti i lunedì, tranne quando siamo in viaggio. Il problema è che Infatti, poi divento un questo discorotto stavo anch'io, insomma. Non è possibile. Sicuramente. Comunque se venire qua porta fortuna, il prossimo lunedì ti sei autoinvitato, giusto? Va bene. Bene, allora ringraziamo Giovanni Sorci per la sua presenza. Grazie e complimenti per le sue giovanili, Alessandro anche per le sue giovanili, che è collegato con il Perugia, con l'Urgia Calcio. Salutiamo anche Raimondo Filippazzo, che è lui che è il tutor, mi sembra, a livello siciliano. Lui è responsabile. Totò Bottone, noi siamo sempre qua, buonisti, Realisti. È realisti. Siamo passati per realisti. Vabbè. Tonino Cusumano, grazie per essere stato presente. Grazie a te, è sempre un piacere. Ci tenevo Grazie, perché grazie. qua vicino a casa nostra c'è Favara, quasi mai. Poi tra l'altro con Favara abbiamo soltanto calcio, non è che c'è altro per ora. No, per ora c'è qualche squadra di pallavolo, perché tra l'altro abbiamo un bellissimo palazzetto dello sport, però speriamo che magari Aragona, con il passare degli anni, magari... Non ci può... Sì, no, per il momento è ritornato agibile, sì. È ritornato agibile grazie ai privati. E questa sì. È una notizia No, importante. è ritornato agibile, lo so per certo, perché adesso è in mano ai privati, quindi possono ospitare gare importanti, anche di pallavolo. Guarda che vi ascolta la SEAP Aragona, cioè quello Ma che manca sarebbe ad Aragona l'avete... Sarebbe sicuramente un piacere ospitare una squadra di pallavolo, magari in categorie superiori. A me piace la pallavolo, quindi potrei anche Aragona vedere Favara qualche vicino. partita. Aragona Favara sopra Sì, ma d'altronde qualche anno fa, quando abbiamo raggiunto la Serie A2, dico, la nostra squadra giocava a Favara per proprio problemi logistici, il nostro palazzetto non ha le adeguate, quindi per forza, insomma, Diciamo che Favara è come il raggiungimento di determinati obiettivi il implica San Siro comunque... della Lombardia, è grandissimo tra l'altro, grandissimo grande. Forse è davvero un peccato palazzetto che lasciarlo, fa invidia a tutti, però non abbiamo una squadra che di possa Favara. attirare l'attenzione. E vediamo un po' quello che potrà Speriamo, succedere. dico, in futuro chissà, magari qualche iraniano Bravo, che porti qualche squadra. Ci passa. Stiamo scherzando naturalmente. Ringraziamo anche Rosaria Collura. Sì, grazie a voi per l'invito. Maier, arrivederci. Arrivederci. A lunedì con una nuova vittoria. Speriamo. Benissimo, signori, abbiamo concluso. Io vi saluto, vi ringrazio per la pazienza. Arrivederci alla prossima puntata. Buonasera a tutti.